Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere una partita bellissima, divertentissima. È una partita tratta dal torneo Katara Bullet organizzato dal sito LCS. Che cos'è? Un torneo internazionale dedicato alle partite bullet. Per chi non è esperto, le bullet sono le partite da 1 minuto, 2 minuti, insomma partite velocissime dove prevale probabilmente più l'istinto che la ragione. Qualcuno dirà, ma questo non è giocare a scacchi, sono totalmente d'accordo, è il vero gioco degli scacchi a tempo ragionato, però questo è un modo di giocare per divertirsi senza prendersi troppo sul serio. E la cosa sconcertante di questa partita che vedrete è che nonostante sia una partita velocissima, cioè Carlsen ha giocato tutte mosse buone, mosse corrette, sacrifici corretti, cioè cose che magari una persona normale farebbe in una partita a tempo ragionato. Carlsen riesce a vederle in una partita bullet, quindi incredibile. Andiamo a vedere com'è andata questa partita. Tra l'altro in premio c'erano $10.000 che non fanno mai male e questo ha suscitato la presenza di Carlsen a questo torneo. E4 G6, dato che il nero offre il centro, Carlsen decide ovviamente di prenderlo. Tac, direbbe qualcuno, di 4, alfiere G7, cavallo C3. Benissimo, ricordati sempre che l'obiettivo iniziale di ogni partita è quello di controllare il centro. Adesso c'è questo pedone nero che controlla queste case, il pedone bianco che controlla queste case e il cavallo insieme anche all'alfiere controlla questa casa, quindi il centro per ora è totalmente controllato e ovviamente anche questi due pedoni fanno parte del centro. Però diciamo che gli scacchi moderni dicono che il centro in realtà si può controllare anche da lontano, cioè che non c'è la necessità di essere al centro per controllare il centro, ma che il centro si può controllare da lontano. Adesso il nero gioca C5. Questa è la variante che viene chiamata sniper, ne abbiamo parlato anche su questo canale, se ti va cerca il video qui su YouTube, sniper matto scacco, ci uscirà il video di questa variante. L'idea qual è? È quella appunto di controllare il centro da lontano. Questo alfiere ha una diagonale veramente fortissima, fa pressione su queste case centrali e insieme a questo pedone aumenta la tensione e in caso di un eventuale cambio inizia a farsi veramente concreta questa tensione. In futuro potrà esserci anche una donna a 5 che aiuterà a rendere sempre più importante la tensione sul cavallo C3. Ok, Carlsen decide di giocare sicuro contro questa variante e perciò gioca alfiere E3. Le altre possibilità appunto erano quelle sia di cambiare il pedone o anche di giocare la tranquilla cavallo F3. Vanno bene tutte. Probabilmente alfiere 3 è senza dubbio la più solida, poiché dopo un cambio si cambia di alfiere, ci sono due alfieri che si guardano e lì si può decidere se fare un ulteriore cambio, mentre con cavallo F3 cattura, inizia a esserci un cavallo che può essere attaccato in diversi modi, tipo la donna dall'alfiere, insomma può essere pericoloso. Quindi Carlsen va sul sicuro, alfiere in E3, va benissimo, C per D4, alfiere per D4. Ok, se adesso il nero cambia, in realtà non ha un grandissimo guadagno. Perché? Perché l'unico pezzo che ha sviluppato per ora è l'alfiere e andare a cambiare l'unico pezzo che ha sviluppato significa non aver sviluppato nulla. Mentre così facendo daresti una grande opportunità al bianco, avrebbe 2 pezzi sviluppati e ha già il re pronto ad arroccare e alla prossima mossa si ritroverebbe con una torre che aumenta la pressione sulla colonna D, quindi non va bene per il nero fare questo tipo di mossa e ovviamente il nero non gioca questa mossa ma gioca cavallo F6 con l'idea di arroccare il prima possibile, perché uno dei principi dell'apertura è cercare di mettere il re al sicuro il prima possibile. A questo punto Carlsen fa una mossa che è forte, non so se l'avrebbe giocata anche nel tempo ragionata, ma è una mossa tipica delle bullet, cioè una mossa che dà fastidio. E5, tiriamo subito via questo cavallo da qui e in effetti se ci pensi
Il cavallo qui non può andare perché c'è l'altro cavallo, qui non può andare perché c'è il nostro cavallo, qui non può andare perché c'è la donna e bisogna capire se fare andare il cavallo qui o in ritirata. Ovviamente tra la ritirata a casa e la casa H5 il nero preferisce H5. Il problema è che questo cavallo inizia ad avere poche case su cui stare. Per il momento Carlsen non si fa un problema, non fa la caccia al cavallo come verrebbe voglia di fare, ma continua il proprio sviluppo, cavallo F3 e va a fare un bagno. Cavallo C6, continua il proprio sviluppo con alfiere B5 e ora il nero decide di cambiare. Dato che il nero è in grossa difficoltà, poiché i pezzi del bianco sono più armoniosi, posizionati meglio e vertono contro il centro, mentre i propri pezzi sono bloccati, sono al bordo scacchiera, questo è appena stato sviluppato, il nero cerca di cambiare i pezzi. Quando si è in difficoltà, un buon modo per cercare la patta, il pareggio, è quello di cambiare tutti i pezzi. In questo modo diminuisci le possibilità di attacco del tuo avversario. Ovviamente diminuisci anche le tue possibilità difensive, ma è molto importante diminuire le pallottole in canna del fucile dell'avversario. Cavallo per D4, donna per D4. Il nero pensa anche di aver fatto qualcosa di buono perché adesso c'è questo alfiere che attacca su RGX la donna, ma non si capisce realmente come potrà sfruttare questo. È il turno del nero che gioca a 6 con l'idea probabilmente di liberare il prima possibile anche questo alfiere campochiaro che ora non sta giocando, quindi dopo che Carlsen avrà spostato l'alfiere e lo sposta in A4, una possibile B5 darà la possibilità di guadagnare un altro tempo perché questo alfiere si dovrà spostare e poi alfiere B7 in modo tale che il nero avrà entrambi gli alfieri in fianchetto e potrà così continuare la propria partita. Il nero però fa una mossa un po' azzardata che è F5, una mossa che ovviamente in una partita ragionata non avrebbe mai giocato, ma nella bullet è una provocazione. Perché questa provocazione non funziona? Te lo spiego subito. Innanzitutto ha indebolito le case bianche e ovviamente Carlsen non vede l'ora di mettere un bel alfiere in B3 per evitarti di fare l'arrocco e di controllarti tutte le case bianche. In più, questa mossa è buona per il nero se e solo se il bianco cattura con la presa al varco. Per chi non conosce questo tipo di regola, vi ricordo che ho fatto un video qui su Matto Scacco, cercate presa al varco così capite questa regola. Il pedone cattura tramite presa al varco, cavallo in F6 e qui diciamo che il nero più o meno se riesce a cavare, è riuscito a raggruppare il proprio esercito e più o meno se la cava anche se il vantaggio del bianco è indiscutibile. Ma il problema si pone nel momento in cui il bianco non prende al varco, perché se il bianco non prende al varco, ti faccio vedere il problema che c'è. Questo cavallo qui non può andare perché c'è la donna, qui non può andare, ci sono i pedoni, qui non può andare perché c'è il pedone avversario e qui non può andare perché c'è il proprio alfiere. Quindi il nero sta giocando senza un cavallo e senza un alfiere. Da qui si vede la superiorità di ragionamento di un giocatore. Ti ricordo che Carlsen nelle partite bullet ha oltre 3000 di punteggio elo, quindi stiamo parlando di un computer incredibile. È il turno ora di Carlsen che ovviamente in spirito assolutamente bullet decide di attaccare come un matto, quindi l'arrocco lungo è quel tipo di arrocco più aggressivo perché lascia il re leggermente più esposto, infatti c'è una diagonale per attaccarlo subito, ma allo stesso tempo mette la propria torre nella possibilità di fare veramente seri danni. Anche il nero cerca di mettersi al sicuro con l'arrocco, non so se sia la scelta migliore, anche perché ripeto che c'è questa diagonale assolutamente debole, che Carlsen va a coprire subito con alfiere in B3. Ora, diciamo che è possibile andare a spingere E6? Sì, sarebbe possibile se non fosse che il nero si ritroverebbe con tutti i pedoni, scusami, su case chiare
che renderebbero debolissime tutte le case nere, quindi c'è un controllo incredibile sulle case nere, renderebbe sempre più inutile questo alfiere camposcuro. Questo cavallo abbiamo detto che non gioca da nessuna parte, la donna può arrivare in D6, controllare totalmente le case scure e la donna avversaria, quindi dopo E6 la partita potrebbe ritenersi chiusa per quanto riguarda il bianco. Inoltre c'è anche un divertentissimo sacrificio. Su E6 ci sarebbe il sacrificio di alfiere su E6, cattura, e ora c'è questa batteria di torre e donna sul punto in D8, con ovviamente guadagno di materiale da parte di Carlsen. Ok, ritorniamo indietro. Dunque E6 non si può giocare, e motivo per cui il nero decide di giocare re in H8. A questo punto la domanda di Carlsen, sempre in una partita bullet, è: come posso distruggere il mio avversario? Cioè è pieno di indebolimenti, pieno di pezzi che non giocano, i miei pezzi sono assolutamente attivi, in che modo posso portare avanti l'attacco? Ovviamente decide con cavallo G5. Il cavallo insieme all'alfiere puntano su F7, quindi basterebbe uno scacco di cavallo per guadagnare la qualità. Ancora una volta la mossa in E6 non è disponibile a causa di doppio tra donna e torre, non si può catturare, altrimenti c'è lo stesso giochino di prima. Motivo per cui su cavallo G5 il nero cerca di difendere le proprie debolezze mettendo anche la donna a controllare F7, così in caso di cavallo qui questo cambio invece sarebbe a favore del nero, poiché cattura due pezzi leggeri che sono molto forti ora, perché questo alfiere è potentissimo, questo cavallo è in quinta traversa. Questo cambio favorirebbe il nero. Carlsen ovviamente non è stupido, decide di non andare su F7 ma di incrementare l'attacco. Vedete, quando un giocatore sta giocando in modo passivo cerca di rattoppare tutti i buchi, ma a un certo punto arriva in un punto in cui non può più, perché i pezzi sono, si dice, sovraccarichi. C'è questa donna, ora deve assolutamente rimanere qui alla difesa del punto F7, però stando alla difesa del punto F7 quindi non si trova più in D8, non può più controllare la casa C7. È il momento ora di andare col cavallo in D5 per andare a fare un altro doppio. Guarda come la geometria degli scacchi è qualcosa di pazzesco. C'è poco da fare in realtà. Il nero cerca del controgioco con alfiere in H5, con l'idea almeno di prendersi un cavallo pieno. Tra l'altro dietro c'è il re, quindi la situazione è, bisogna prendere delle precauzioni. Carlsen gioca F4, il nero decide ancora una volta di cambiare tutti i pezzi con la strategia di prima che dicevamo, no? E ora, visto che non c'è più il cavallo che attacca su F7 insieme all'alfiere, la donna torna su D8 per controllare la casa C7. Ma ovviamente le sorprese non sono finite, perché adesso la donna è sulla stessa traiettoria del re avversario e c'è questo bellissimo scacco di scoperta. Bam, scacco. Il nero giustamente decide di ritirarsi col cavallo, almeno questo cavallo inizia ad avere un compito, a fare qualcosa, ma ora le sorprese non sono finite. Ti lascio 10 secondi per trovare la mossa che farà andare nettamente in vantaggio Carlsen. Ok, la mossa corretta è cavallo in B6. Il cavallo attacca questa torre probabilmente dovrà togliersi, andrà in B8, in effetti è così che viene giocata, però ora c'è un problema. Questo cavallo supporta D7, questo pedone supporta D7, questa donna supporta D7 e questa torre supporta D7. Si cattura. E ora questo alfiere, che non ha mai giocato dall'inizio della partita, è praticamente perso. A questo punto il nero, essendo senza possibilità di controbattere, cioè non può giocare, non può fare nulla, questo cavallo non può andare qui, c'è l'alfiere, questa torre non può andare da nessuna parte, questa torre non può andare da nessuna parte, questo alfiere è perso.
questa donna è completamente bloccata, cioè non può fare nulla. In più, fra poco perderà un pezzo, e questo penso che sia l'unica possibilità da parte del nero, decide di abbandonare giustamente. Quindi se qualcuno mi dice ma perché il nero ha abbandonato, al di là del fatto che perde un pezzo, e perdere un pezzo contro il campione del mondo, penso che la partita sia già finita per quello, ma al di là di questo ha tutti i pezzi completamente immobilizzati, ha tutti i pezzi ad eccezione di uno sull'ottava traversa, e sono tutti immobilizzati contro l'armonia dei pezzi di Carlsen, che invece vanno da una parte all'altra della scacchiera. Questa donna è al centro scacchiera, inchiodatura sul cavallo, questo alfiere controlla questa lunga diagonale, la torre potentissima sorregge questo pedone che potrà andare anche a promozione o catturerà l'alfiere. Questo cavallo è inchiodato qui in B6 che non permette alla donna di uscire. La prossima probabilmente sarà torre su quest'altro, cioè è veramente un casino, è veramente un casino. Va bene ragazzi, io spero che anche la partita di oggi vi sia piaciuta, c'è sempre da imparare, anche se in partite bullet c'è sempre da imparare da questi grandi campioni. Noi ci vediamo domani mattina, sempre in circa alle ore 8, poco più, poco meno, con un altro nuovo video. Se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un like, un commento e iscriverti al canale YouTube se ancora non l'hai fatto. Ci vediamo domani, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!